Eccoci qua. Allora, abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, nonché vicepresidente Confturismo Nazionale. Ben arrivato qui con noi, presidente. Grazie, buongiorno a voi. Allora, quando ci siamo lasciati un po' di tempo fa che le cose erano si auspicava per il meglio, perché ovviamente c'è stata l'estate che ha riservato delle buone cose, però gli effetti Covid continuano ad esserci e a colpire sembra essere più o meno sempre il settore turistico. Non tutto, per carità, perché almeno quello che riguarda l'estate, le spiagge eccetera si sono salvati. La montagna ci dirà lei com'è andata, le città d'arte punto di domanda, e soprattutto dove sta il grosso del problema, perché adesso stanno emergendo determinate questioni che riguardano certe realtà di ricettività, di ristorazione o altre cose che sembrano essere coinvolte, anche se non si sono volute far chiusure, si è voluto lasciare comunque una grande possibilità di movimento e di spostamento alle persone con le dovute cautele, proprio perché altrimenti il governo avrebbe dovuto stanziare ulteriori finanziamenti poi per sopperire alle problematiche. Ci racconti un po' qual è la situazione? La situazione, se dovessi definire una parola, definirei tragica. Io di solito sono sempre ottimista, è una parola che odio, cerco sempre di blandire, lenire quelle che sono le varie situazioni che si propongono, ma questa effettivamente... Perché è tragica, Presidente? Sono 2 anni, lei pensi a un albergatore di Venezia, un ristoratore di Venezia, un negoziante di Venezia che da novembre del 2021, 20, 2019 non batte un euro in cassa. Ma è andata così male anche quest'anno? È andata malissimo. Allora, dobbiamo spaccare, lei correttamente ha detto, il tema estivo va scisso da quello del resto del settore turismo, ma non è che il settore estivo sia il 90% del turismo, ecco, capiamoci. Il settore estivo è un settore importante del turismo nazionale, lo è anche per quel che riguarda il turismo veneto, però è un settore che non rappresenta neanche la metà di quello che è il totale del fatturato o del fatturabile, poi ormai dobbiamo parlare di fatturabili più che di fatturati del turismo del nostro territorio. Anche questo, tenga presente che l'estivo ha avuto un mese di maggio e un mese di giugno sostanzialmente a zero. Ecco. Poi luglio, agosto e settembre era la guerra a trovare un posto letto, per carità, per cui questo sicuramente ha salvato le spiagge, per cui io scinderei in 2 il discorso. Le spiagge hanno avuto un lieve disagio, un danno leggero, diciamo, ma quelle riescono a tirare avanti, ma tutto il resto del settore, a partire dalle città d'arte, ripeto, Venezia purtroppo tragicamente in testa nella capofila nazionale della disgrazia, perché loro sono partiti addirittura prima con l'acqua granda, con la famosa acqua granda, ma le città d'arte non battono un chiodo. Tutte le città d'arte, quindi dalle maggiori Roma, Firenze, Venezia, alle più piccole, le realtà anche locali nostre, Castelfranco voglio dire, Treviso, Verona è un big player voglio dire, ma insomma Verona e Vicenza eccetera. Poi restano 2 settori, il settore delle terme che apriti o cielo. Però allora, il settore delle terme aveva ripreso molto bene, certo, ma molto bene, tanto è vero bene. che io so di persone anche ovvio da fuori regione che non trovavano proprio posto per il periodo natalizio e ovviamente hanno dovuto rinunciare. Poi c'è stato un tracollo, ma dovuto agli stranieri che non sono più venuti perché si giocava su queste pedine? Allora, il tracollo c'è stato. Se questa intervista l'avessimo fatta ai primi di dicembre, fine novembre, ero tutto rosa ai fiori, fluttueggiavo nell'aria, tanto erano buone le prospettive, sia per la montagna, poi neanche parlarne, c'erano richieste fuori di misura. Per le città d'arte c'era non una timida ripartenza, ma una ripartenza vera e propria, perché Venezia, per esempio, aveva ottime indicazioni, Padova stessa aveva ottime indicazioni per il mese di dicembre e gennaio, e cosa volevo dire? E le terme anche, cosa che mi dà particolarmente piacere, visto che comunque sono molto vicino alla realtà degli albergatori termali, sono amici e quindi conosco, ahimè, bene la situazione. Poi se la stessa intervista l'avessimo fatta al 15 di dicembre,
andava rifatta come la sto facendo adesso. Perché cioè c'erano già state le disdette? Le disdette sono partite, le disdette ma soprattutto le mancate prenotazioni, perché le disdette le puoi anche quantificare, hai un contratto, non c'è più, 1, 2, 3, 4, lo quantifichi. Sono le mancate prenotazioni quelle che sono inquantificabili perché non suona letteralmente il telefono. Il governo, e con questo non voglio accusare, perché guai che mi tocca Draghi, per carità, mi metto io nei loro panni per primo, capisco tutto, però io ambirei vivere in un paese nel quale il governo la sera si riunisce in Consiglio dei Ministri, la mattina fa una conferenza stampa e dice da domani è così, stop. Il fiotto delle indiscrezioni, il sottosegretario alle varie eventuali, intervistato al volo da un suo collega giornalista dell'Università Montecitorio, stiamo studiando la possibilità di vaccino obbligatorio per tutti. 5 minuti dopo il funzionario del Ministero tra l'altro, ma stiamo valutando questo e quello. Questa è una cosa che paralizza il pubblico e chiaramente non ti mette nelle condizioni di serenamente decidere vado in vacanza o non vado in vacanza. Lei va in vacanza nel momento in cui è certa di avere un periodo di vacanze ed è certa di poterci andare in vacanza. Nel momento in cui parte questo stillicidio di notizie parziali, perché poi alla fine della fiera, i provvedimenti che sono venuti fuori 15 giorni dopo, non era nostra gran tragedia, averlo saputo esattamente 15 giorni prima molto probabilmente tante disdette non arrivavano e tante mancate prenotazioni invece e tante che sono diventate mancate prenotazioni sarebbero arrivate. Morale, la situazione è stata questa, la montagna ha fatto sostanzialmente un Natale e Capodanno all'85% della possibilità, non è male. Insomma. Le città d'arte però il disastro, Venezia disdette a nastro, qui a Padova stessa, ho un collega albergatore in particolare di Padova che mi ha chiamato tirando giù tutti i santi del paradiso perché mi diceva avevo l'albergo pieno, 5 giorni fa, faccio conto, una settimana fa avevo l'albergo pieno per Natale, Capodanno eccetera, adesso ce l'ho vuoto. Completamente. Questo è quello che è successo. Ora, stanno partendo oltretutto, sono finite le moratorie sui mutui. Quindi dalla fine di questo mese, di solito i mutui scadono alla fine del mese, dalla fine di questo mese bisogna riprendere a pagare i mutui, con che soldi? La cassa integrazione è un tema urgentissimo, anche questo perché 1 milione, non possiamo mettere gli imprenditori nella condizione di licenziare i loro fedeli collaboratori perché non hanno di che pagarli. Per cui un ripristino della cassa integrazione almeno per, si spera, solo 2 o 3 mesi, ma ci vorrà sicuramente. Altrimenti io non ho un buon sentiment nei confronti del mio settore, perché, come ho già avuto modo di dire, qualunque buon imprenditore deve, secondo me, essere preparato a succedere una disgrazia, la nave non arriva dalla Cina, cose eccetera. Quindi devo avere fieno in cascina, ogni azienda dovrebbe avere fieno in cascina per quei 2 o 3 mesi di un'emergenza assoluta, crolla il capannone, non lo so, inventatevi voi un accidente qualsiasi che possa succedere a un'azienda e questo i 2 o 3 mesi ce l'hanno, forché quelli poverini che hanno appena preso in affitto un'attività e sono partiti una settimana prima, ecco, le aziende, quelle diciamo che è qualche anno che lavorano, dovrebbero essere tutte in questa linea. Poi c'è qualche azienda che ovviamente magari è un lascito vecchio di famiglia, patrimonializzata, eccetera, eccetera, che può arrivare ai 6 mesi, può arrivare a 1 anno. Ma 2 anni e parliamo di Venezia, 2 anni e 2 mesi, quasi 3 mesi, nessuna azienda delle quotate in borsa è in grado di reggere senza portare i libri in tribunale. Per cui sono stati fatti autentici miracoli dai miei colleghi, so di gente che si è venduta la casa, ha venduto asset, ha venduto, cioè ha impiccato tutti i risparmi che aveva e le possibilità per mantenere in piedi l'azienda, però ragazzi siamo arrivati veramente alla 25esima ora, qui non c'è spazio per un altro mese, 2 mesi, 3 mesi, qui ogni giorno è l'equivalente di un mese di 2 anni fa. Però per esempio c'è da capire questo, perché Venezia non era deserta, c'era gente, quelli che sono venuti hanno fatto delle scelte diverse che non alloggiare nel centro storico, per esempio. No, guardi, ci sono stati tanti pendolari, quello sì.
Perché... C'è stato un pendolarismo micidiale, tant'è che lei arrivava a Venezia, a me capita perché ahimè devo andarci per lavoro spesso, e dico ahimè per lavoro perché per diletto ci andrei più volentieri. Alle 11 di mattina lei non passeggiava per le cali, alle 3 del pomeriggio non passeggiava per le cali, usciva dall'ufficio alle 6 di sera, non c'era già più nessuno. La realtà è questo è verissimo, cioè i negozi chiudono sempre. Gli alberghi di Venezia, tenga presente che mal contati un 30% sono rimasti sostanzialmente chiusi, dell'altro 70% che è rimasto ha lavorato al 35% delle possibilità, di cosa stiamo parlando, capisce? Ma non si può anche analizzare dal punto di vista che forse alcune realtà devono rilanciarsi sotto un'ottica diversa, cioè, ad esempio io ho visto che sono stata durante le festività a Roma, Napoli, Salerno, cioè nel sud Italia, a parte la difficoltà a trovare una stanza in un albergo, a parte tutti gli alberghi strapieni, ma veramente strapieni, cosa che invece a giugno, per esempio a Roma, trovavi hotel chiusi. Adesso aperti, ma gli hotel di un certo tipo erano veramente full. Ma guardi che a Roma e anche Napoli. 40% degli alberghi sono tuttora chiusi, Quindi a Roma ha un'offerta che è il 60 dei 1200 alberghi circa che ci sono a Roma, 400-450 sono chiusi, ne restano 600-700 e anche questi ovviamente non hanno... Forse mancano quelle masse critiche dei pullman. Anche gli stranieri, mancano gli stranieri. Sì. Se lei considera che Roma, Firenze, Venezia lavorano al 40% con i nordamericani. Quello non c'è assolutamente. Americani non se ne vedono, non ci sono i voli. Perché sono big spender poi tra l'altro. Tra l'altro sono i big spender, tra l'altro sono i clienti più benvenuti al mondo perché un americano insieme in un giorno... ai russi. C'è quello, insomma preferirei gli americani sinceramente, ma comunque vanno benissimo i russi per carità. I big spender, i cosiddetti big spender sono anche i giapponesi, dei big spender, anche i cinesi che arrivano sono dei big spender. Ecco, lei mette insieme tutta la massa del Nord America, ci unisca quei, per carità non sono 100.000, però sono i brasiliani, gli argentini, i giapponesi, i cinesi, i russi, e lei fa il 70% del turismo della città d'arte. Se manca quello, non è che lo rimpiazza il padovano, il veronese o il mantovano che fa il weekend a Venezia. Queste persone, come me, alla mattina vado a Venezia, mangio magari la sera a Venezia e poi torno a casa. Quindi non è quel turismo che dà quel giro, quel volano, quella cosa. Soprattutto io non compro i souvenir, per dire. E quindi questo purtroppo batterà una ripresa, siamo nel 2022, si sperava che il 2022... Pessimisticamente nel 2021 dicevamo il 2022 magari inoltrato sarà l'anno del rilancio, ci tocca pensare al 2023, però considerate che per far ripartire il turismo come era prima o all'80% del come era prima servono i voli. E questo è un altro problema. Serve la possibilità di girare, serve la possibilità che un russo con lo Sputnik possa venire in Italia, che un brasiliano ho scoperto che hanno usato anche là il Sinovac, mi pare, il vaccino cinese, per cui non è approvato. Cioè, bisogna tornare alla normalità per tornare. Si è parlato di corridoi verdi, no? Che poi molto molto limitati per consentire anche agli italiani di spostarsi e di andare, di muoversi, no? E viceversa. Però poi sembra che non siano funzionati così tanto bene. Ma guardi, il tema è, lei va in vacanza, allora andare in vacanza non è obbligatorio, primo. Quindi se io per andare al lavoro devo mettermi una mascherina, devo usare procedure e cose, mi tocca andare a lavorare, devo fare questo per andare a fare un qualcosa di obbligatorio. In vacanza ci vado per piacere, ci vado per rilassarmi, non ci vado per intubarmi in aeroporto in un corridoio privilegiato al quale sono escluso da tutti quanti, attenzione a non uscire da un metro, eccetera. C'è bisogno di serenità per andare in vacanza e c'è bisogno soprattutto di certezze. Io devo avere la certezza che prenoto fra 3 mesi, perché se lei vuole andare in vacanza all'estero non è che prenota last minute, la programma un 3 mesi prima, come lo fa lei, lo fa l'americano, anzi a maggior ragione perché è più distante ancora. E tutta questa gente per pianificare le loro vacanze in Italia devono essere tranquilli di poter prenotare con 5 mesi, diciamo minimo 5 mesi di anticipo. 5 mesi di anticipo ci portano già a giugno, per dire, fatta oggi l'ipotesi di prenotazione. A giugno, ma come cavolo so che regole ci saranno nel paese Italia o per me che voglio andare negli Stati Uniti nel paese Stati Uniti per non prenoto.
Non prenoto perché se ho l'incertezza, se ho la preoccupazione di dover anticipo i soldi, poi dopo me li devo far restituire e devo fare... Vado in vacanza, che è quello che si è verificato in questi 2 anni, vado in vacanza sotto casa, quindi i veneti sono venuti sulle nostre spiagge. E però hanno sopperito. La clientela che abbiamo avuto, per fortuna, l'anno scorso e quest'anno sulle spiagge, sul lago, eccetera, è per una buona metà una clientela che noi auspichiamo che torni, per carità, però che probabilmente una volta tranquillizzata la situazione è una clientela a medio raggio, a lungo raggio, clientela abbiamo fra virgolette rubato, è improprio il termine ma è per capirsi, clientela alla Spagna, alla Grecia, all'Egitto, alla Turchia, eccetera. Tutta gente che è abituata ad andare in quei posti, li ama anche, appena la questione tornerà normale loro riprenderanno ad andare all'estero. Per fortuna i tedeschi riprenderanno a venire in Italia, ecco, e gli austriaci. Ecco, a fronte di questa situazione, lei ravvisa che ci sia stato un errore anche comunicativo oppure effettivo da parte del governo in certi provvedimenti che possono aver danneggiato, sempre tenendo conto che nel primo posto c'è naturalmente la salute dei cittadini, la sicurezza dei cittadini. Guardi, oppure cosa è successo? Ma secondo me... anche perché io ho il vizio di mettermi nei panni del mio interlocutore e sinceramente non avrei voluto avere la responsabilità di dover prendere queste misure standomene a Palazzo Chigi. Qualunque cosa fai la sbagli in questo tipo di situazioni, devi avere il carisma che ha un Draghi, perché l'italiano in qualche modo ingoi le misure eccetera. Se sei un pochino meno di Draghi ti massacrano. Detto questo, molto difficile prendere decisioni a Roma, questo lo riconosco. La cosa che mi secca un attimino, perché lì ci vorrebbe, è solo una questione organizzativa, eccetera, è quella della comunicazione. Secondo me è sulla comunicazione che il sistema Italia ha complessivamente toppato. Allora, io posso comprendere tanti suoi colleghi che lunedì ospitano i Novax, il martedì i Sivax, fanno audience, mi riferisco alle televisioni nazionali. Intendo dire, è il loro mestiere, ragazzi. Ok, però che gli vada dietro tutta la politica, che dovrebbe avere un livello di responsabilità ben diverso, questo mi dà un po' fastidio, perché ripeto, ingenerare confusione, ingenerare incertezza significa mettere il pubblico, anch'io sono pubblico, voglio dire, i cittadini, i concittadini, metterli in un clima di apprensione quantomeno, non di paura, ma di apprensione. Non so domani cosa ci sarà, e non so dopodomani come saranno le leggi e i regolamenti, che come faccio ogni azienda non sa come organizzare il lavoro, come organizzare le difese dei lavoratori, perché oggi c'è una regola, domani ce n'è un'altra, eccetera. Un po' di minori ciaccole, se mi passa l'espressione veneta, un po' di minori ciaccole e un po' più di fatti. L'esempio che le facevo prima è quello secondo me più calzante: si prendono i provvedimenti, il Presidente del Consiglio o va in televisione, a chi ama vederlo in televisione, o fa un comunicato stampa, il Presidente del Consiglio deve fare i provvedimenti del governo, fa un provvedimento del governo, dopodiché andranno i giornalisti a intervistarlo per chiedergli delucidazioni e spiegazioni, ma deve essere efficace e effettivo da quel momento. La gente lo legge, benissimo, queste sono le nuove regole, avanti. Ma vivere a ogni minuto del proprio tempo con l'angoscia di guardare il telegiornale perché c'è l'indiscrezione del tal sottosegretario, l'indiscrezione di no, ragazzi, non si vive così. Quindi non ha visto bene la terza dose, l'imposizione over 50 del vaccino? Guardi, perché può essere limitativo e esteso anche agli hotel, eccetera. Guardi, se chiede a me avrei reso tanto ci finiremo con l'obbligo del vaccino. Bisogna che ce la mettiamo via, ci finiremo con l'obbligo del vaccino. L'avessimo fatto un anno fa, non sono ovviamente un virologo, non ho la sfera di cristallo, però forse saremmo in una situazione migliore, ecco, perché i numeri sono incontrovertibili. Io ho grande rispetto per le teorie sono un liberale, per cui ho un grandissimo rispetto per le teorie di ciascuno, però i numeri sono numeri. Se in questo momento il 70% delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati, mentre i vaccinati occupano il 30%, pur essendo il 90% della popolazione, allora questo è un segnale che dovrebbe arrivare abbastanza chiaro. Ecco. Prima o poi ci finiremo, è il limite e la grandezza della democrazia, se mi passa l'espressione, perché in un paese totalitario domani mattina
chi comanda dà l'ordine di fare così e si fa così. In una democrazia, grazie a Dio, c'è la possibilità di dialogare, di discutere, di essere aperti a più soluzioni. Nei momenti di crisi, però, amo rammentare che i romani, che ne sapevano qualcosa, nominavano un dittatore, il famoso dictator per 6 mesi. Ecco, adesso nulla che voglia auspicare in Italia, certo, però più chiarezza, che parli uno solo poi sostanzialmente, quello è il tema. Abbiamo un Presidente del Consiglio che vuol delegare il Ministro della Sanità, ma deleghi chi vuole, il quarto usciere a sinistra, ma sia quello a parlare. Non è pensabile che ci sia la gara fra i suoi colleghi, ripeto, ad andare a intervistare il 742esimo virologo in fondo a sinistra che dice l'esatto contrario di quello che sta dicendo sullo stesso canale un altro virologo, perché diamo una brutta rappresentazione anche di quello che è la scienza. Però di fatto non ci sono certezze, quindi si naviga a vista, questo l'abbiamo mai capito, perché ben poche certezze su tutto. Prima ci dicevano una dose, poi la seconda, finisce, tutto qui, si è a posto, adesso sembra che si vada addirittura verso la quarta, capiamo che poi c'è la variante che subentra, che annulla, cioè è veramente sì, sconcertante questo, però ci fa comprendere che neanche la scienza può avere in mano tutta la situazione chiara. Cosa completamente e di nuova. Conseguenza poi i provvedimenti del governo mutano a seconda della mutabilità della situazione per evitare di intasare strutture sanitarie e quant'altro. Un altro tema che volevo affrontare è quello della Bolkestein, che riguarda sempre il turismo, stiamo parlando di spiagge a questo punto. È un problema piuttosto serio. In parole molto semplici, che cos'è per chi non è addetti ai lavori? Diciamo, definiamola, guardi, uso termini i più semplici possibili per far comprendere, quindi non se ne abbiano i miei se non sarò tecnico e approfondito nella cosa. Sostanzialmente le concessioni cosa sono? Esistono delle zone cosiddette demaniali, di proprietà del demanio, quindi di proprietà dello Stato, fra virgolette di tutti noi, che vengono concesse a un concessionario perché questo ci eserciti un'attività economica. Questo può essere un chiosco sul lago o in riva al fiume, può essere una spiaggia, l'esempio più comune è quello delle spiagge. I porti sono in concessione, ci sono un sacco di tipologie di concessione, ma quelle che interessano alla gran parte del pubblico ovviamente sono le spiagge. Le spiagge vengono date in concessione, il concessionario paga un canone di concessione, fa dei lavori, chiaramente perché la spiaggia ti viene consegnata così com'è, quindi tu devi costruire il chiosco, te lo costruisci, spendi qualche milione di euro per fare il chiosco, eccetera, eccetera. Allora, eravamo in un regime... Facciamo una sintesi perché siamo già verso la chiusura. Sì, allora eravamo in un regime nel cui sostanzialmente c'era una proroga a tempo indeterminato delle concessioni, chi le aveva le lasciava al figlio. La Bolkestein prevede invece che si vada a gara secca, c'è un problema enorme che è quello, e questa è una posizione che può essere accettata anche dagli stessi concessionari, però dicono bambini, io ci ho speso 10 milioni di euro, io 7, io 1, io 100.000 euro sulla mia concessione, me li farai riconoscere da quello che subentra, non dallo Stato chiaramente. E quindi questa è la partita che stiamo cercando di giocare come Regione del Veneto, perché in Veneto abbiamo già la legge 33 che prevede il ristoro, visto che è un termine di moda, al vecchio concessionario che perda la gara il ristoro degli investimenti che ha fatto. Ci sono stabilimenti balneari nel Veneto che hanno 5-7 milioni di investimenti, non parliamo di campeggi. Ecco, quindi, perché anche quelli andranno in gara, tutti? Sì, cioè tutto quello che è sul mare. Ma il vecchio può recuperare, insomma, potrebbe mettersi in gara? Se il governo vara una normativa per poter fare le gare che prevede il riconoscimento delle spese già effettuate al vecchio concessionario. Altrimenti il rischio è quello che arrivi qui, adesso i rischi sono molteplici. La multinazionale della situazione si è capita. La multinazionale mi preoccuperebbe molto meno. Ecco, possono arrivare situazioni a umma poco simpatiche che vengono, si prendono le cose, eccetera, perché è normale, questo tipo di affari sono sempre ben visti da parte della criminalità o di chi è contiguo a essa. E soprattutto non è che possiamo dire a uno che ci ha investito soldi, lavoro, eccetera, eccetera, ti do un calcio nel sedere perché l'altro ha offerto €1 in più. E poi capisce, il gioco è quello, io offro 100.000 euro, benissimo, io ne offro 101.000 e mi pappo il tuo milione di investimenti. Assolutamente no. Allora, Presidente, ne parleremo ancora di questo. Solo una cosa perché siamo in chiusura proprio. Avete chiesto ristori per qualche categoria, per qualche cosa?
Ma noi i ristori li chiediamo per quelli che effettivamente, allora, cos'è stato 2 anni fa, quando sono arrivati i primi ristori sono stati dati a cani e porci sostanzialmente. Invece adesso? Adesso li chiediamo specifici e magari un po' più robusti, appunto stringendo un attimo la maglia a quelli che effettivamente hanno la necessità e oggettivamente, perché i numeri il governo li ha come li ho io. Chiaro, quindi va bene. Allora grazie Presidente, vi aggiorneremo sulla situazione, come sta andando, speriamo naturalmente che possa essere più rosea, adesso poi si apre il carnevale, c'è la stagione anche, vabbè. Sì, si apre. Si apre, vabbè, non diciamo niente per scaramanzia, effettivamente. La ringrazio a voi telespettatori, andiamo in pubblicità, poi noi torniamo insieme naturalmente con altre interviste. Grazie.